Entro fine anno in Calabria arriveranno altre 12.000 dosi di vaccino. Intanto 212 nuovi casi e 5 morti. La regione istituisce 2 zone rosse nel Vibonese. La testimonianza è Lucio Aiello, medico in pensione che ha contratto il virus e ha rischiato la vita. Nel giorno del suo 52esimo compleanno, intitolata a Iore Santelli la cittadella regionale, i familiari ringraziano la Calabria e i calabresi. I fedeli bevono dallo stesso calice del prete positivo. Chiusa la cattedrale a Lungro, avviata un'indagine epidemiologica. Proteste dei dipendenti del Sant'Anna Hospital di Catanzaro difendono la struttura, l'eccellenza non si tocca. Appello alla politica, il CDA in conferenza stampa spiega le ragioni della crisi. Ancora rimandato l'appuntamento con la vittoria casalinga per il Cosenza che si fa raggiungere dal Pisa. La Regina incassa 3 punti in casa della Reggiana. Buonasera dalla redazione del TG10, dunque vaccini in primo piano, vaccini contro il Covid-19. In Calabria dopo la prima giornata arriveranno altre 12.000 dosi, ma ci sono dei problemi a livello nazionale per quanto riguarda il maltempo. Infatti rischia di slittare a causa del maltempo la consegna delle circa 500.000 dosi di vaccino della Pfizer che era prevista per domani nelle regioni italiane. Già alcune regioni hanno dichiarato lo slittamento come Piemonte e Liguria, ma domani la casa farmaceutica informerà le strutture preposte su eventuali ritardi. Nel frattempo c'è un piano in Calabria e vediamo di cosa si tratta. Dopo la prova generale, la campagna di vaccinazione anti-Covid entra nella prima fase che vedrà arrivare già nei prossimi giorni migliaia di dosi e poi altre con cadenza settimanale. Arriveranno 12.650 dosi già il 30 e il 31. La maggior parte il 30, 11.700 il 30 e 975 il 31. Arriveranno poi con cadenza settimanale, questa è la cosa importante, nel senso che Pfizer ha già programmato il calendario delle consegne, diciamo, della distribuzione. Loro partono da Bruxelles, questa volta su ruota. Il prodotto, il vaccino arriverà congelato e quindi sarà stoccato in 6 siti di stoccaggio che noi come Regione Calabria abbiamo individuato nei 4 hub e nei 2 ospedali della provincia di Vibo e Crotone, cioè il presidio di Azzolino e il San Giovanni di Dio di Crotone. Quindi per essere poi più vicini ai presidi di somministrazione, quindi abbiamo fatto questa scelta di essere più capillari. Ieri è andata benissimo, siamo passati alle scene di disperazione che ci avevano contraddistinto, forse soprattutto nella prima fase che non conoscevamo ancora, ad episodi di commozione, di emozione, soprattutto di speranza nella zona di ieri. Erano 280 dosi solamente, adesso saranno ogni settimana oltre 12.000 dosi e ci stiamo preparando anche per questo con ulteriori professionisti che vaccineranno. Poi abbiamo tutto il problema del tracciamento, della privacy e della trasmissione dei dati, però diciamo che ieri è andata molto bene e questo ci conforta tantissimo. Dimostra che anche la Calabria, quando si mette a fare le cose, sa farle per bene, al pari delle altre regioni, sta al tavolo con le altre regioni con pari dignità. Ma il Dipartimento Prevenzione della Regione è impegnato anche nel contenimento del contagio. Preoccupa il caso Piscopio. Preoccupa, anche se ce lo aspettavamo, purtroppo Piscopio è una comunità numerosa, è una frazione ma di 2.000 abitanti, che però essendo frazione vive una sua comunità, una sua liturgia insomma particolare, e nel senso che sono ci sono molte famiglie che sono parenti tra di loro, molti che ritornano sono tornati magari per le festività natalizie, e quindi il Dipartimento di Prevenzione sta ricostruendo la catena dei contatti, la catena epidemiologica, per capire se pare che questo contatto, insomma il paziente indice o comunque l'evoluzione dei contagi sia successa in occasione probabilmente di una ricorrenza, ora qualcuno dice religiosa, qualcuno civile, un compleanno oppure una presenza in chiesa, in comunità,
ma ce lo aspettavamo, tant'è che anche d'accordo con il sindaco, per la verità, col Dipartimento di Prevenzione, stanotte è stata emanata questa ordinanza che fa diventare zona rossa Piscopio insieme a Fabrizi, un altro comune di 2000 abitanti, dove la situazione al momento è più tranquilla, abbiamo solo 30 casi su 2000 abitanti, mentre ieri a Piscopia avevamo 74 casi su 160 tamponi processati, che significa il 46%. Questo ci ha impressionato molto, preoccupato tantissimo e costretti ad emanare questa ordinanza. Ecco, restiamo sui vaccini con Isabella Roccamo, vediamo. L'applauso all'arrivo delle prime dosi, l'emozione degli operatori sanitari. Il Vax Day ha segnato una svolta importante per la lotta al Covid. Dopo le prime 280 fiale arrivate in Calabria e i primi vaccini somministrati ai medici e agli infermieri in prima linea nella lotta al virus, la macchina organizzativa è già in moto per procedere con le altre vaccinazioni. Una speranza per fermare la pandemia. Per ridurre la circolazione del virus dobbiamo vaccinare almeno l'80% della popolazione, per sviluppare un'immunità di gregge. Sicuramente oggi, vaccinando gli operatori più esposti al contagio col virus, tuteliamo l'attività di tutte queste persone, ed è importantissimo perché loro sono veramente giornalmente esposti. La corsa al vaccino è scattata dopo la prima ondata della pandemia. Adesso il risultato è arrivato. Fiducia sicuramente molta, fiducia nella ricerca, fiducia nella scienza, anche perché lo sforzo per arrivare a questo risultato è stato enorme in tutto il mondo. C'è stato un grande investimento in ricerca, la ricerca ha risposto, perché avere un vaccino in meno di un anno è un risultato storico, direi. E allora vediamo una testimonianza di un'infermiera che si è sottoposta alla vaccinazione, la prima persona che si è sottoposta a vaccinazione. Vediamo. E lei, Barbara Modafferi, la prima vaccinata della provincia di Cosenza, è un'infermiera di 49 anni, originaria di Reggio Calabria, ma in servizio nel reparto di rianimazione all'Annunziata di Cosenza già da diversi anni. È passato un giorno, intanto come si sente? Benissimo, ho dormito veramente bene stanotte, probabilmente mi sono sentita molto più rilassata e tranquilla. Mi dica la verità, ha avuto timori o ansie prima di sottoporsi al vaccino? Come si sentiva la mattina prima di arrivare qui in ospedale? Ero felice, ero emozionata. E l'attimo di titubanza, il dubbio, perché comunque come essere umano quello che è nuovo ci spaventa. L'ho avuto qualche giorno prima della notizia ufficiale dell'uscita del vaccino. Ma è stato proprio un attimo. Voglio aggiungere che capisco che chi è profano, chi non è del mestiere può avere dei dubbi. Non accetto chi è del mestiere e non si fida della scienza. Lei è un'infermiera, quindi è stata in reparto, in prima linea, ha visto quindi con i suoi occhi e ascoltato con le proprie orecchie la sofferenza. Forse tutto quel dolore che lei ha visto l'ha anche convinta. Sì, quando abbiamo assistito i pazienti soprattutto con il casco ventilatorio e vedere negli occhi il terrore di chi aveva paura di addormentarsi, perché ci dicevano ho paura di addormentarmi e non anzi veramente si vergognavano anche di dircelo, eravamo un po' noi che riuscivamo a farcelo confessare, tra virgolette. Cioè, mi spavento di addormentarmi perché poi magari smetto di respirare. Poi ci vedevi il terrore negli occhi. E infatti con i colleghi ci abbiamo ragionato su questo discorso e la sera passavamo a tranquillizzarli, a spendere 2 parole per dire non ti preoccupare, ci siamo noi, comunque sei monitorizzato, se questo dovesse accadere noi interveniamo subito. Quindi riuscivamo a calmarli e farli addormentare. Questa è stata la sofferenza più grande che ho visto nella mia vita di infermiera. Io chiedo soprattutto di informarsi, ma di informarsi da persone competenti. Andiamo dal medico e chiediamo che ci venga spiegato in modo semplice come agisce il vaccino nel nostro organismo. La parte del virus che ci viene inoculata non può dare la malattia, perché sarebbe una cosa folle, ma aiuta il nostro sistema immunitario a riconoscere una cosa che è estranea, a creare gli anticorpi.
e di conseguenza quando si viene a contatto poi con il virus vero e proprio, gli anticorpi sono già pronti, quindi non è poi possibile ammalarsi. Se non ci si vaccina non se ne esce. Se non si vaccina non se ne esce, bisogna sempre stare attenti, stare in guardia. Lo dimostrano i dati di oggi, ne parlava anche Belcastro, ma ci sono dati che arrivano dal Vibonese. Vediamo in estrema sintesi il bollettino e poi faremo il punto sui contagi in Calabria. In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 413.426 soggetti, più 1.456 rispetto a ieri. Le persone risultate positive al coronavirus sono 22.906, più 212 rispetto a ieri. I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 13, Catanzaro 16, Crotone 0, Vibo Valentia 94, Reggio Calabria 89. Da altra regione stato estero 0. I ricoveri sul territorio regionale ad oggi sono 260 nei reparti di malattie infettive e 14 nelle terapie intensive, 5 vittime nelle ultime 24 ore, 456 in totale dall'inizio della pandemia. Dunque 5 vittime, vediamo i contagi sul territorio regionale e in particolare la situazione nelle zone rosse del Vibonese. Il Covid continua a fare vittime. In poche ore 4 i decessi registrati a Cosenza, 2 di 74 e 61 anni risiedevano nel capoluogo, gli altri 2 di 93 e 90 anni erano invece di Rende e di Cerchiara di Calabria. Intanto preoccupano i contagi registrati nel Vibonese. La frazione Piscopio e Fabrizia diventano zona rossa. L'ordinanza firmata dal presidente facente funzione Nino Spirdì in vigore da oggi fino al 6 gennaio. L'andamento epidemiologico nei due centri è in rapida evoluzione e appare necessario, in base a quanto comunicato dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Vibo, mantenere elevato il livello di precauzione. In particolare a Fabrizia, comune con poco più di 2.000 abitanti, ad oggi si contano oltre 30 contagi. È preoccupante perché in sostanza il contagio non è rimasto circoscritto in un nucleo familiare, ma sta colpendo diversi nuclei familiari, quindi sono circa 3 o 4 nuclei familiari diversi che il virus ha colpito. Noi abbiamo pure attivato la protezione civile di Fabrizia, che ringrazio, e che si stanno aiutando anche le persone che sono state colpite da Covid con servizi, la consegna di spesa all'esterno delle abitazioni e di medicinali. Nell'intervista precedente all'infermiera che si è vaccinata ieri per prima abbiamo sentito parlare della paura di addormentarsi, della paura di morire. Sentiremo questi concetti nella prossima intervista, una testimonianza molto toccante che vi proponiamo è quella di un medico cosentino in pensione che ha contratto il virus, che racconta tutte le fasi, anche quella del ricovero, della paura di addormentarsi, della paura di morire, delle sofferenze atroci e poi della grande voglia di vivere che è subentrata e lo ha aiutato ad uscire fuori da questo incubo. Sentiamolo. Racconta con commozione ed emozione il suo calvario il dottor Lucio Aiello, che a fine ottobre è risultato positivo al Covid, una testimonianza che vuole essere da monito per tutti coloro che sottovalutano l'epidemia. È cominciato tutto con una notizia che abbiamo ricevuto, chiedo scusa ma ancora un po' d'affanno c'è, la notizia di una positività di una collega, un problema avvenuto nella scuola, un contatto nel quale è stata coinvolta mia figlia. Per cui ci siamo messi in allarme. La prima cosa, mia figlia si è adoperata per sottoporsi al tampone. Io ho qualche incertezza sulle date, anche perché ho vissuto questo periodo con momenti di estrema confusione mentale, per cui faccio confusione. Solo oggi sono riuscito per esempio a individuare un collega che durante il mio peregrinare fra reparto ordinario e terapia intensiva mi ha addirittura ospitato nella sua stanza perché non c'erano posti, per dire che questa malattia riduce male non solo il fisico ma anche la mente. Insomma, in parole povere, io alla fine di ottobre, mi pare che era un sabato, mi pare che fosse il 31, sono andato a fare un tampone rapido presso una casa di cura di Cosenza, che il risultato è negativo. Chiaramente sono sempre rimasto col dubbio, ma ho aspettato e ho cominciato a casa, vista la positività di mia figlia, nel frattempo l'avevamo saputo, ho cominciato subito la terapia a base di cortisone, panina a basso peso molecolare, protezione gas, eccetera.
sono gradualmente peggiorato, soprattutto, ma non in modo rapido, come condizioni respiratorie, per cui più o meno dove essere il 10 o l'11 di novembre ho provato ad andare in ospedale e mi sono trovato in mezzo a un sacco di persone davanti al pronto soccorso, ma sono stato l'intero pomeriggio, non è successo nulla, nessuno mi ha potuto chiamare, non c'era disponibilità di posti, sapevo che si sarebbe bloccata la situazione fra il giorno dopo e il giorno ancora successivo. Per cui quella sera non ho telefonato neanche a casa per timore che magari qualcuno dei figli dice no, ma sei in ospedale, restaci, ma l'idea di passare una notte all'ADH inutilmente sinceramente mi ha preoccupato. Ancora me la sentivo, sono tornato a casa. Logicamente in ansia, perché ero sofferente, avevo già una bombola dell'ossigeno a casa alla quale mi attaccavo al bisogno e la mattina dopo ho chiamato il 118 e mi sono fatto portare in ospedale. Lì ho avuto una iniziale attesa, dopodiché ho cominciato una sorta di avvicinamento, perché praticamente era come dire una processione di persone che aspettavano di trovare un posto che si è trovato appunto nei letti che sono attinenti al reparto di pneumologia. La situazione è andata più o meno peggiorando gradualmente, ma in modo quasi inarrestabile. Per cui ho fatto degli altri passaggi intermedi, ma nel giro di 2 o 3 giorni sono finito in terapia intensiva. Ed è stata un po' la soluzione, diciamo, del problema. Premetto che io ho vissuto con momenti di lucidità e momenti di estrema confusione e ancora oggi faccio molta fatica a rendermi conto di cosa è vero, cosa veramente ricordo e cosa invece è stato oggetto di un incubo. Mi capitava di addormentarmi proprio per lo sfinimento, perché io da quando ho cominciato ad assumere cortisone, dai primi giorni, ho praticamente smesso di dormire. Ma cosa lascia questa esperienza terribile? Sentite le parole del dottor Aiello. Beh, ovviamente avevo paura di morire e all'inizio ho avuto una sofferenza tale che ho addirittura sperato per un attimo di morire per porre fine alla sofferenza che avevo, perché avevo come un dolore in tutto il corpo e una impossibilità a respirare. Poi ho come avvertito una presenza vicino a me, sarà stata suggestione, non lo so, ecco, ho avuto l'impressione che mia moglie mi dicesse qualche cosa e ho cambiato direzione, ho deciso che dovevo lottare e ho cominciato a respirare, ma chiaramente questo l'ho capito dopo, non sono io che ho cominciato a respirare, è stata la macchina, il famoso CPAP, che è una ventilazione a pressione positiva che ha forzato le mie resistenze e mi ha rimesso in vita. Ecco, quello credo che sia stato il momento nel quale sembra una frase a effetto, ma mi hanno acciappato per i capelli. Che storia, nonostante le tante storie che abbiamo sentito in questi mesi, gli allarmi, le raccomandazioni, si continuano a effettuare dei gesti sconsiderati. Bisognerebbe mettere da parte qualsiasi cosa per la prudenza. E invece sentite questa storia che arriva da Lungro, dove dei fedeli avrebbero bevuto dallo stesso calice di un parroco positivo. La cattedrale è stata chiusa, è stata inviata all'indagine epidemiologica. Vediamo. Questo che vi mostriamo è un video che sta facendo il giro del web, ritrae un sacerdote di origini libanese mentre a Lungro, paese Arbrescia alle porte di Cosenza, concelebra una messa di rito greco nel corso della quale ha consentito che i fedeli partecipanti bevessero dallo stesso calice al momento dell'Eucaristia, celebrata nella doppia forma del pane e del vino. Nulla di male se non fosse che il parroco è risultato nei giorni scorsi positivo al Covid ed è stato sottoposto alla quarantena
quarantena fiduciaria, così come il suo confratello che ha preso parte alla cerimonia religiosa. Il sindaco di Lungro nel frattempo ha disposto la chiusura della cattedrale della città dedicata a San Nicola di Mira e ha vietato ogni funzione religiosa. Intanto la task force dell'ASP di Cosenza ha disposto un'indagine epidemiologica per ricostruire il tracciamento dei fedeli che hanno preso parte alla cerimonia religiosa e soprattutto che hanno bevuto al calice del parroco, per sottoporre tutti a tampone, sperando che il contagio non si sia diffuso agli altri partecipanti alla funzione. Occupiamoci invece adesso della cerimonia di intitolazione a Catanzaro della cittadella regionale a Iole Santelli, prima presidente donna della Calabria, scomparsa il 15 ottobre scorso. Da oggi la cittadella della Calabria porta il nome di Iole Santelli. La cerimonia questa mattina, nel giorno in cui la Presidente della Regione scomparsa il 15 ottobre scorso avrebbe compiuto 52 anni. Presenti, oltre al Presidente facente funzione Nino Spirlì, gli assessori regionali, le sorelle Paola e Roberta, i nipoti, in un clima di grande emozione. A benedire la targa, il ricordo della governatrice posta all'ingresso del Palazzo Regionale Monsignor Vincenzo Bertolone, che ha ricordato come proprio ieri il Corriere della Sera ha inserito Iole Santelli tra le 10 donne nel mondo che hanno lasciato un segno nel 2020. Portare avanti il progetto dell'amministrazione Santelli così come era all'inizio, così come era il giorno in cui Iole si è separata da noi, così resterà fino all'ultimo giorno di questa amministrazione. Alcune associazioni, lo ricordiamo, hanno presentato ricorso. Ecco la risposta di Spirlì. La maggioranza dei calabresi dal Pollino fino a oltre lo Stretto, tutti insieme, tutti l'abbiamo chiesto, tutti l'abbiamo voluto, abbiamo riconosciuto in Iole il politico che sopra tutti i tempi e sopra tutti i modi è riuscita ad entrare nelle case di tutti i calabresi con la sua onestà, amore per la legalità, disponibilità, maternità. Credo che i calabresi stessi abbiano già deciso oltre ogni tribunale umano. La sanità, rischio chiusura, il Sant'Anna Hospital di Catanzaro, oggi giornata molto intensa, ci sono 300 posti a rischio. Cominciamo dalla conferenza stampa del Consiglio di amministrazione. Una conferenza stampa per fare chiarezza sulla situazione del Sant'Anna Hospital a rischio chiusura ed esternare le ragioni del Consiglio di amministrazione. Un passaggio obbligato sulla questione giudiziaria, poi la vicenda economica che per il presidente del CDA Gianni Parisi deriva dalla mancata interlocuzione con la sanità provinciale e regionale. Gli sviluppi che noi ci attendiamo sono quelli di una chiamata da parte degli uffici preposti che ci mettono nelle condizioni di poter spiegare, relazionare e confrontarci su quelli che sono eventuali problematiche legate alla continuazione della nostra attività, che come lei sa è un'attività meritoria che si fa da anni in maniera professionale e quindi auspichiamo a breve che ci possa essere un incontro istituzionale e che si possa chiarire definitivamente tutto. Tengo a chiarire sempre, fino alla fine, che l'inchiesta della magistratura non ha alcuna rilevanza con l'attuale condizione aziendale. Noi abbiamo il massimo rispetto per i magistrati che hanno fatto le loro indagini, continueranno a farle, ci sarà un giusto processo e se colpevolezza c'è, questa qui verrà, chi è colpevole verrà condannato. Il direttore sanitario Antonio Capomolla ha chiarito invece la questione dell'accreditamento che non sarebbe scaduto. La clinica purtroppo ha le attività accreditate sospese e non abbiamo avuto la possibilità di interagire ancora con gli organi della struttura commissariale, sebbene abbiamo chiesto ripetutamente un incontro, un tavolo tecnico per questa problematica. C'è da sottolineare che la modalità con cui è stato fatto è irrituale sia nella forma che nei contenuti. Dico nella forma perché la revoca dell'accreditamento viene fatto con un decreto da parte del dirigente generale del Dipartimento della Salute. Nei contenuti perché non è intervenuto nessuno di quegli elementi dell'articolo 9 del nuovo regolamento che determina una sospensione ad horas delle attività. Siamo fiduciosi che questa manifestazione di oggi
è finalizzato a questo aspetto, possa aprirsi un tavolo tecnico per discutere sulla problematica e possa soprattutto riattivare l'apertura dell'ospedale per le prestazioni erogate dal Dipartimento. Vediamo la protesta dei dipendenti, lo slogan è l'eccellenza non si tocca, c'è stato anche naturalmente un appello alla politica. L'eccellenza non si tocca, scandiscono i manifestanti in piazza Prefettura a Catanzaro. 300 dipendenti del Sant'Anna Hospital rischiano di perdere il posto di lavoro, una struttura sanitaria che effettua circa 1000 interventi di cardiochirurgia ogni anno, oggi costretta quasi a chiudere perché l'ASP, spiegano, ha bloccato i rimborsi per prestazioni già erogate pari a 20 milioni di euro. Senza gli accreditamenti impossibile gestire la clinica e pagare gli stipendi. In un mese è la seconda protesta, le richieste non cambiano. Il diritto al lavoro e il diritto alla salute di tutti i calabresi. Noi ci teniamo proprio a difendere questa eccellenza, sia perché ci ha formato professionalmente, sia perché comunque ci dà la dignità che è dovuta ad ogni lavoratore, ad ogni individuo. Il Sant'Anna è un patrimonio dei calabresi e quindi ci sono sì dei posti di lavoro da salvare, ma soprattutto bisogna mantenere i tanto decantati livelli essenziali di assistenza che partono anche da qui. Chiesta una convocazione urgente della Commissione Sanità in Consiglio regionale. Pretendo che vi sia la Latella, che vi sia Bevere e che vi sia Longo, che sono i 3 interlocutori necessari affinché vi sia una interlocuzione, un confronto e affinché si possa capire quali siano effettivamente le problematiche che stanno per far spegnere questa struttura straordinaria e se queste problematiche siano o meno superabili. Il sospetto è che si vogliano dirottare altrove le risorse destinate al Sant'Anna Hospital e favorire l'emigrazione sanitaria. È l'ennesimo tentativo di spoliazione, di mandare a casa un'eccellenza, di farla andare a gambe all'aria, di destinare i 30 milioni di euro che fanno gola a tantissimi imprenditori e di destinarli chissà a qual tipo di sanità. Allora, siamo allo sport, possiamo definirle sfide salvezza, quelle che attendono le squadre calabresi di Serie B. Il Cosenza sarà di scena a Pescara, la Regina ospiterà la Cremonese, Cosenza è già sulla strada di Pescara per affrontare la gara di mercoledì, si rituffano subito al lavoro, sono già rituffate dopo le partite del scorso turno. Vediamo. Sorridono a metà le formazioni di calcio calabresi di Serie B che nel turno giocato ieri conquistano una vittoria e un pareggio. Entrambe sono appaiate in classifica a 14 punti. Ottima la prova degli Amaranto contro la Reggiana, che all'ora di pranzo tornano al successo dopo 4 turni di digiuno, il primo dall'arrivo di mister Baroni in panchina. E lo stesso allenatore nel dopogara al Mapei Stadium ha spronato la squadra dicendo di dover cancellare dalla testa gli episodi negativi e pensare positivo. Poi sul prossimo impegno ha dichiarato che la vittoria è già alle spalle perché si torna subito in campo mercoledì al Granillo contro la temibile Cremonese. Ancora rimandato l'appuntamento con la vittoria casalinga per i lupi che anche contro il Pisa raccolgono un punticino come accaduto nel turno precedente con il Venezia. Eppure la squadra di Occhiuzzi rischia grosso contro i toscani che colpiscono la traversa sul rigore nei primi minuti gettando alle ortiche l'occasione di passare in vantaggio e poi 2 pali con Palombi. Serve un cambio di passo a cominciare magari dalla sfida di mercoledì all'Adriatico con il Pescara che chiuderà questo 2020. 20 minuti iniziali non abbiamo fatto una buona gara, sapevamo che ci pressavano forte e dovevamo palleggiare meglio nello stretto per uscire poi soprattutto lato opposto e poi è stato quello che si è visto sul gol e sulla seconda fase del primo tempo. Poi sicuramente hai fatto un punto con una squadra forte, una squadra che comunque sapevamo che ci poteva mettere in difficoltà e lo abbiamo accettato su determinate situazioni. A volte lasciavamo la parità numerica perché noi è una scelta che facciamo anche lì dietro, lasciare una parità numerica sapendo che puoi soffrire su determinate situazioni. Dispiace perché nel gol avevo già preparato il cambio su una situazione e la palla doveva uscire per fare il cambio. Dispiace per quello. Insomma, comunque si va avanti e magari il punto di oggi lo devi magari far diventare oro la partita successiva. Insomma.
Vediamo la chiusura della borsa, l'economia. Seduta positiva per le principali borse del vecchio continente al ritorno alle contrattazioni dalle festività natalizie. La performance odierna è stata sostenuta prevalentemente dalle dinamiche statunitensi che hanno visto l'uscente Donald Trump siglare il massiccio pacchetto governativo di stimoli per la ripresa post-Covid per un totale di 2.300 miliardi di dollari, di cui 1.400 destinati al budget federale e 900 di aiuti a famiglie e imprese. Gli operatori hanno inoltre accolto con favore il raggiungimento di un accordo in extremis sulla Brexit, nonché i primi aggiornamenti riguardanti le campagne di vaccinazione. Tali notizie hanno infatti ostacolato il potenziale impatto negativo connesso alle restrizioni introdotte in diversi paesi per combattere la diffusione della nuova variante più infettiva, con il Giappone che ha vietato l'ingresso nel paese a tutti gli stranieri fino a fine gennaio. Così il FTSE MIB di Milano ha chiuso a più 0,7%, il DAX di Francoforte a più 1,5%, l'Ibex 35 di Madrid a più 0,6%, il CAC 40 di Parigi a più 1,2%, mentre Londra è rimasta ancora chiusa per festività. Intorno alle 18 invece il Dow Jones e il Nasdaq avanzano dello 0,7% e l'S&P 500 dello 0,9%. Sul Forex l'euro-dollaro sale a 1,22 e il dollaro yen a 103,8. Tra le materie prime arretrano le quotazioni del greggio, con il Brent a più 0,1% a 51,4 dollari e il VTI a meno 0,1% a 48,2 dollari. Sull'obbligazionario il BTP Bund scende a 107 punti base, con il rendimento del decennale allo 0,51%. Tornando a Piazza Affari, Moncler chiude in vetta a più 3,1%, bene anche Prysmian a più 2,7% e Pirelli a più 2,5%, il rosso invece Diasorin a meno 0,1%, Tenaris a meno 0,7% e Atlantia a meno 1,3%. Grazie e buon proseguimento di serata. Vediamo il meteo per le prossime ore. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Graduale miglioramento per l'allontanarsi della perturbazione responsabile del maltempo nel weekend. Un nuovo peggioramento però è atteso per mercoledì a causa dell'arrivo di una perturbazione nord-atlantica che già interessa le regioni centro-settentrionali. Domani sereno o poco nuvoloso con nubi medio-alte o velature su tutto il territorio, ad eccezione del Tirreno-Cosentino, dove non sono da escludersi locali piogge e rovesci. Temperature in aumento e sopra le medie del periodo di qualche grado. Passiamo a mari e venti, domani mare generalmente molto mossi, venti ancora moderati o localmente forti meridionali. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo vi rimando, oltre al nostro sito www.meteoincalabria.com, anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. C'è una notizia che riguarda l'emergenza Covid nel reparto dialisi dell'ospedale di Taurianova, che serve un bacino di una cinquantina di pazienti residenti nella piana di Gioia Tauro. 11 pazienti, 5 infermieri e una OSS sono positivi al Covid, mentre si attendono i risultati di altri 32 tamponi già eseguiti su altrettanti pazienti. Situazione all'esame dell'azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria, che sta cercando di intervenire soprattutto per potenziare il personale infermieristico in modo da garantire continuità assistenziale ai pazienti, visto che il servizio di dialisi non può essere assolutamente interrotto. Preoccupazione anche da parte del sindaco Roy Biasi, mentre il primario del reparto bruzzese è in continuo contatto con i vertici dell'azienda sanitaria per capire come si possa risolvere la situazione molto pesante. Ricordiamo, c'è l'attesa ancora per 32 tamponi già eseguiti su altrettanti pazienti. Questa è l'ultima notizia, l'informazione torna nelle prossime edizioni. Grazie per la vostra attenzione, arrivederci, ancora buona serata.